Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Caos all'aeroporto di Catania, si rompe una gru sulla pista e lo scalo va in tilt, decine di voli cancellati, riprogrammati o dirottati. Non c'è la prova del danno d'immagine, Speziale condannato per l'uccisione dell'ispettore di polizia Raciti non dovrà risarcire lo Stato, la Cassazione annulla con rinvio. Caldo africano, temperature ancora in rialzo, bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina e polemica sui lavori da effettuare all'esterno. La Regione ha disposto la sospensione in determinati orari. Siccità, nella piana di Catania strutture irrigue, vecchie e senza manutenzione fanno disperdere l'acqua. Crisi idrica, gela slitta di almeno un mese l'entrata in funzione del dissalatore, doveva essere il primo a partire in Sicilia. L'inchiesta per corruzione che coinvolge Galvagno e Amata, si moltiplicano le richieste di dimissioni per il presidente dell'Ars, il Parlamento siciliano rischia la paralisi. La giunta di governo ha cancellato tutti i contributi in finanziaria bis. A Catania risolto il giallo del cavallo ferito durante una corsa clandestina e poi sparito, denunciato un uomo di 53 anni. Calciomercato, in casa Palermo atteso dal City il sì per ufficializzare i primi movimenti in entrata. A Catania giorni decisivi per capire il destino di Inglese, centrale nel progetto rosso-azzurro. Bentrovati, in apertura la situazione all'aeroporto Fontanarossa di Catania, dove si era rotta una gru sulla pista e sono stati inevitabili i disagi per i passeggeri. Sono stati decine i voli cancellati, riprogrammati o dirottati. Sentiamo Tonino De Mana. Una raffica di ritardi e cancellazioni in partenza, voli dirottati in arrivo ed una sfilza di in attesa di informazioni. Sguardi persi nel vuoto e tanta rabbia sotto i pannelli dell'aeroporto Fontanarossa, assediati da centinaia e centinaia di passeggeri delusi. La rottura di una gru lungo le direttrici di atterraggio e decollo ad ovest della pista ha avuto come conseguenza l'interruzione dei voli in partenza ed in arrivo, situazione ripristinata poco dopo le 10 quando la gru nel cantiere di RFI per i lavori di prolungamento della pista è stata rimossa, consentendo la riapertura e la piena operatività dello scalo catanese. Il primo aereo ad atterrare è stato un volo TEA proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con 3 minuti di anticipo. Subito dopo è atterrato un velivolo proveniente da Düsseldorf. A cascata però decine e decine di voli sono stati cancellati o riprogrammati, lasciando a terra e nello sconforto i passeggeri. Lei dove è diretto? A Pisa. E che è successo? E mi hanno cancellato il volo e adesso sono rimasto qua, sono venuto alle 6 e me ne sto andando a casa. Qua non si sta capendo se partire oppure no, se i voli sono in ritardo o sono cancellati, qua ancora non lo stiamo capendo quello che è successo. Chi per lavoro, chi per vacanza si è trovato quindi costretto a rivedere piani e programmi. Dalle 5 di mattina che siamo all'aeroporto di Catania Fontanarossa e dopo 3 ore ci hanno detto che è stato cancellato il volo e non hanno trovato un modo per mandarci nuovo a Malta. Nessuno all'aeroporto è stato in grado di aiutarmi, nessuno. Ho chiesto a chiunque, manco la polizia e i carabinieri mi hanno saputo dare una mano e adesso dobbiamo aspettare tutta la notte in aeroporto perché arriverà domani mattina un altro aereo per portarci a Malta. Insieme a me all'imbarco c'erano donne incinte, medici che dovevano andare a fare sicuramente delle visite. Brutte notizie anche per il volo Catania-New York. Dovevamo andare a New York e il volo è stato cancellato. Il sogno americano può aspettare? Deve aspettare, non può aspettare. Caro Voli in Sicilia, per l'antitrust serve più trasparenza sugli algoritmi. In una nota annuncia di aver avviato un confronto con la Commissione europea per agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati. L'omicidio Raciti, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il risarcimento allo Stato, è stato riconosciuto un difetto di motivazione e è stato rinviato quindi a un nuovo collegio. Dunque Raciti non dovrà risarcire lo Stato, almeno per il momento. L'avvocato Lipera dice contento del provvedimento, ma sarò felice quando Speziale verrà riconosciuto innocente. Tonino De Mana.
La lesione dell'immagine dello Stato richiede la prova di un concreto discredito presso l'opinione pubblica. Non è sufficiente la sola gravità degli episodi di violenza. La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto da Antonino Speziale, condannato per l'omicidio preterintenzionale dell'agente di polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri con ultraetnei fuori dallo stadio Angelo Massimino. La terza sezione civile della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania emessa l'8 giugno 2023 che aveva condannato a 100.000 euro di risarcimento per danno d'immagine in favore del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Suprema Corte, riconoscendo un difetto di motivazione, ha accolto così la richiesta presentata dall'avvocato Giuseppe Libera. A volte la giustizia è dominata da eventi siderali. Io non lo so, nel 2007 ci fu il caso Speziale, ma ci fu anche il caso Gerlasco e dopo 18 anni stanno succedendo tante cose. Sono contento per questo provvedimento della Cassazione, senza dubbio, ma sarò felice quando verrà riconosciuta l'innocenza di Antonino Speziale. Noi ci stiamo ancora lavorando, presentiamo ricorsi, li rigettano, presentiamo impugnazione a questi rigetti, ci fermeremo solo quando Antonino Speziale verrà riconosciuto innocente per l'accusa dell'assassinio dell'ispettore Raciti. La Sicilia, così come il resto d'Italia, è ancora nella morsa del caldo. Palermo è bollino rosso, mentre Catania e Messina giallo sino a domani. E scoppia la polemica sui lavori da effettuare all'esterno. La Regione, come sappiamo, ha disposto la sospensione in determinati orari, ma ci sono delle aziende che propongono aumenti irrisori per i rider che lavoreranno con il gran caldo. Francesco Triolo. È imminente il picco del caldo africano che arriverà a partire da domani e per tutto il weekend in Sicilia. Le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare i 40-41 gradi in alcune zone. La Protezione Civile regionale ha diffuso il consueto bollettino giornaliero indicando lo stato di preallerta per tutte le province, con livello giallo e temperature intorno ai 35 gradi a Catania, 36 a Messina e bollino rosso per la città di Palermo, dove l'ondata di calore sarà più persistente anche nella durata, visto che dovrebbe arrivare fino al weekend. Per far fronte alle alte temperature il Comune ha sconsigliato di uscire da casa e fare sport nelle ore più calde, ovvero tra le 11 e le 17, una condizione di elevato caldo che si registrerà anche nelle aree interne dell'isola, con temperature più alte rispetto alla media stagionale anche di 6-8 gradi. Anche la Regione ha imposto lo stop dalle 12:30 alle 16 ad alcune attività lavorative a rischio nelle ore più calde, dal settore agricolo a quello edile. E ha suscitato non poche polemiche la proposta che Glovo ha rivolta ai suoi rider con bonus irrisori per continuare a lavorare anche con il caldo. I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% con temperature superiori ai 40 gradi, aumenti che equivalgono a pochi centesimi. I sindacati hanno scritto a Glovo sottolineando che nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo e ha chiesto di correggere la comunicazione. In caso di ondate di calore come quelle di questi giorni, il lavoro va sospeso come prevede l'ordinanza della Regione. Uno spiraglio per temperature più basse previsto solo nella prossima settimana, ma non si scenderà sotto i 30 gradi. Strutture di irrigazione vecchie e senza manutenzione, questa è la condizione nella piana di Catania e l'acqua si perde mentre tutta la Sicilia combatte la siccità. Luca Ciliberti. Una perdita del consorzio di bonifica, da dove esce tutta quella bell'acqua tanto desiderata per 2 anni. Quest'acqua in parte finisce in questo fosso e poi si disperde, in parte finisce nel mio agrumeto. La voce che denuncia è quella di Gerardo Diana, presidente del consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP. Ci troviamo in contrada Serravalle, territorio di Mineo, nella piana di Catania. La perdita d'acqua arriva da una condotta probabilmente logora, troppo vecchia e certamente senza manutenzione. Credo che chiedere dei soldi agli agricoltori, a noi fortemente penalizzati da 2 anni molto difficili, non sia corretto, per non dire altro. Sempre in tema di siccità è intervenuto al Comitato delle Regioni a Bruxelles il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che ha invitato in Sicilia il commissario europeo per toccare con mano la situazione drammatica che stanno vivendo soprattutto gli operatori del comparto dell'agricoltura. Le soluzioni da trovare non possono essere uguali agli altri. Per questo la invito, signora commissaria, a venire in Sicilia per poter tastare con mano le problematiche che il mio territorio sta vivendo
così da poter trovare una strategia che possa dare risposte assolutamente adeguate, ma soprattutto su misura. Nel suo intervento Galvagno ha ricordato che lavorando in sinergia il governo regionale di Renato Schifani e il governo nazionale con il presidente Giorgia Meloni hanno messo in campo azioni importanti come lo stanziamento di un fondo per consegnare al più presto 3 dissalatori nelle aree di Trapani, Gela e Porto Empedocle, impianti che permetteranno di garantire l'acqua potabile, quindi benefici significativi alla popolazione. Crisi idrica in Sicilia. A Gela doveva entrare in funzione il primo proprio nell'isola il dissalatore, ma la sua attivazione è slittata di almeno un mese. Ritardi tecnici, nodi burocratici e una rete da completare dietro al rinvio dell'avvio. Gerry Italia. Doveva essere pronto all'inizio di luglio, ma non sarà così. Il dissalatore di Gela, il primo impianto mobile previsto per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia, slitterà di almeno 4 settimane. Il via, secondo le ultime indicazioni del governo regionale, non arriverà prima di agosto. Le cause, tante e tutte concatenate. Nonostante gli operai di Siciliacque, la società partecipata da Italgas e Regione Siciliana, lavorino a pieno ritmo, i tempi si allungano. Una volta ultimata la posa del modulo di dissalazione, toccherà alla spagnola Cionagua eseguire i test di qualità sull'acqua. Solo dopo, e solo se i parametri saranno conformi, si potrà iniziare l'immissione in rete. Ma c'è un altro ostacolo non da poco: lo smaltimento della salamoia, il residuo salino della dissalazione. Una soluzione tecnica definitiva ancora non c'è, anche se si valuta un possibile coinvolgimento di Eni per lo scarico a mare. Ipotesi, ma non certezze, con altri tempi da attendere. L'impianto promette di produrre 96 litri di acqua potabile al secondo grazie a tecnologie di osmosi inversa e filtri avanzati. Costo stimato tra €1,50 e €1,70 al metro cubo. €1 milione al mese per il funzionamento, un investimento complessivo di 100 milioni tra impianti, infrastrutture e tubazioni. Una volta a regime, l'acqua desalinizzata contribuirà a immettere in rete fino a 500 litri al secondo, abbastanza per servire oltre 200.000 persone. In sinergia con altri sistemi si potrebbero raggiungere oltre 800.000 utenti, ma per ora resta solo una promessa. Ieri intanto un piccolo sollievo: il governo centrale ha stanziato €21 milioni per la gestione dei dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani, 10 milioni nel 2025, altri 11 nel 2026. Un'iniezione di risorse sì, ma l'acqua ancora non scorre. Continua senza sosta la pubblicazione di stralci di intercettazioni nell'inchiesta per corruzione all'ARS che ha coinvolto il presidente Gaetano Galvagno e l'assessore Elvira Amata. Uno spaccato che rischia di avere conseguenze anche sul piano politico e rallentare i lavori del Parlamento siciliano. Manlio Viola. Non accenna a fermarsi la fuga di notizie sull'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e l'assessore al turismo Elvira Amata e portato già alle dimissioni della sua portavoce Sabrina De Capitani e dell'imprenditore Marcella Cannariato dal consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo. La seduta d'aula dell'altro ieri non ha spento le polemiche, al contrario 24 ore dopo sono piovute anche a Roma le richieste dell'opposizione di dimissioni. Oggi si apprende di amici del presidente dell'ARS in giro per la Sicilia con le auto blu, di intercettazioni nelle quali personaggi ancora senza nome, indicati con sigle come Uomo 6 o Uomo 56, danno consigli sugli importi da farsi consegnare. Uno spaccato di spregiudicatezza politica nel controllo di tutti gli eventi sul fronte della cultura, dello spettacolo e del turismo. Decine di intercettazioni anche ambientali continuano ad emergere dalle 196 pagine di informativa consegnate dalla Guardia di Finanza alla Procura. Entro la fine del mese il pool di magistrati deciderà come procedere e si saprà dunque se ci saranno incriminazioni, richieste di giudizio o archiviazioni. Ma intanto l'ARS rischia di restare paralizzata in attesa di comprendere cosa succederà. In ballo ci sono almeno 3 disegni di legge ritenuti importanti, ovvero la riforma dei consorzi di bonifica, il testo di legge sugli enti locali e la riforma della burocrazia regionale. Ma su tutto c'è la finanziaria bis. Le variazioni di bilancio arriveranno la prossima settimana, ma già la giunta di governo ha iniziato a cambiarne il profilo. 80 milioni destinati a contributi diretti e a misure per il turismo sono stati cassati e verranno dirottati altrove. Stop all'enorme mancetta e a tutti i contributi diretti. Fra martedì e giovedì la Giunta varerà il nuovo documento. Galvagno e Amata, dimettetevi, è la richiesta di un'associazione palermitana che questa mattina ha inscenato una manifestazione davanti Palazzo dei Normanni. Sentiamo Marco Gullà. Ha sbagliato, deve pagare.
Galvagno e Amata dimettetevi. La richiesta arriva da un'associazione Cittadini in Movimento che questa mattina ha scenato una protesta davanti Palazzo dei Normanni a Palermo. Nonostante il forte caldo, l'associazione ha inscenato un sit-in per chiedere le dimissioni del presidente dell'Ars e dell'assessore al turismo Elvira Amata, entrambi indagati per corruzione nell'inchiesta della Procura di Palermo. Per noi quello che Galvagno sta vivendo e facendo grida, la necessità di dare dei punti fermi. I punti fermi sono chi è che sbaglia, soprattutto quando ricopre alte cariche istituzionali, deve lasciare. Chiediamo di farlo dimettere, che non dovremmo chiederlo noi di dimettersi, ma dovrebbe essere un atto dovuto da lui stesso. Quando ha visto che aveva dei problemini doveva subito dire mi dimetto. Le condizioni climatiche hanno scoraggiato altri manifestanti, dicono gli ideatori del sit-in, ma oggi vogliamo mandare un messaggio chiaro. Il problema è sempre lo stesso, nessuno paga per i propri sbagli e quindi questo senso di responsabilità che dovrebbero avere e questa famosa frase con onore e dignità, dove è andata a finire? Dove si sono nascosti questi valori? Ci vergogniamo e soprattutto notiamo che non pensano assolutamente ai bisogni dei cittadini e dei bisogni ce ne sono tantissimi. Da stuntman a operatore finanziario ma abusivo, viveva nel lusso più sfrenato ma risultava nullatenente. La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della Procura, ha portato alla luce un sofisticato sistema di evasione fiscale internazionale che faceva capo a un siracusano, uno stuntman noto per aver partecipato a produzioni cinematografiche hollywoodiane, da Batman Begins a Mission Impossible. Non aveva redditi formalmente dichiarati nel lavoro, ma usufruiva di un patrimonio fatto di immobili di valore, vetture di lusso e una residenza esclusiva a Siracusa, con piscine e arredi costosi. L'uomo è ora indagato per omessa presentazione della dichiarazione fiscale, ma sentiamo il comandante della Guardia di Finanza di Siracusa in questa intervista. Al centro delle indagini una società londinese di proprietà del soggetto indagato che fungeva da garante nelle transazioni commerciali tra imprese dislocate in vari stati del mondo, normalmente escluse dai circuiti creditizi a causa del loro elevato rischio di insolvenza. A fronte di questa attività di intermediazione, il soggetto indagato ha percepito nell'arco di 10 anni 60 milioni di euro di provvigioni, abilmente occultate su conti correnti con sofisticati sistemi contabili, a fronte delle quali non sono state versate imposte per circa 26 milioni di euro. A Palermo gli agenti della polizia stradale di Buonfornello hanno arrestato un uomo di 40 anni trovato in possesso di 10 kg di cocaina. L'uomo, che viaggiava con la famiglia, è stato bloccato alla barriera dei caselli autostradali grazie al fiuto del cane antidroga. Adesso andiamo a Catania, la storia del cavallo ferito alla circonvallazione. È stato denunciato un uomo di 53 anni. L'animale trainava un calesse per corse clandestine. Marco Carli. Prima utilizzato probabilmente per corse clandestine, un cavallo sottoposto a vincolo sanitario e poi, dopo il suo ferimento, ne avrebbe fatto perdere le tracce. La polizia ha denunciato per questo un 53enne catanese. L'episodio risale al 25 maggio scorso, quando si è verificato un incidente sulla circonvallazione all'altezza del Tondo Gioeni. Le immagini si riferiscono a quella data, con i vigili del fuoco impegnati a ripulire la vistosa macchia di sangue sull'asfalto, con l'angolo in cui con ogni probabilità il cavallo che trainava un calesse è andato a sbattere. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. Durante l'allenamento, probabilmente per corse clandestine, l'animale, cadendo a terra, aveva riportato gravi ferite. I 2 uomini a bordo del calesse e un terzo che li seguiva su uno scooter avevano quindi fatto arrivare un veicolo per il trasporto animali, caricandolo a bordo con non poche difficoltà, con il cavallo in evidente crisi. Successivamente si erano allontanati dal luogo dell'incidente, dove era rimasta appunto una vistosa chiazza di sangue, ripulita poi dai vigili del fuoco. Visionando le immagini, i poliziotti hanno riconosciuto il cavallo bianco. Alcune settimane prima era stato controllato e sottoposto a vincolo sanitario per disposizione dei veterinari dell'ASP. Gli agenti sono stati a Picanello, nella stalla dove l'animale doveva essere custodito, ma senza trovare il cavallo. A dire del titolare, era stato spostato in un altro luogo, ma non era riuscito a chiarire dove e quando. Confermando così i sospetti dei poliziotti. L'animale era stato fatto sparire per evitare di incorrere in sanzioni, ma senza darne comunicazione. Non è stato invece possibile trovare il cavallo, nonostante le ricerche. Probabilmente è morto, è stato soppresso e destinato alla macellazione proprio perché è inutilizzabile per le corse clandestine.
A Palermo una coppia di turisti canadesi è stata picchiata e rapinata alla Vucciria. In azione una banda di ventenni e sempre più allarme e sicurezza nel centro storico del capoluogo siciliano. Adesso una pausa, a tra poco. In Sicilia i saldi partiranno sabato. Ogni famiglia, secondo Confcommercio, spenderà in media circa 145 euro, ma l'arrivo di tanti turisti può incidere positivamente sul commercio. Marco Gullà. Pronti, partenza e shopping. Da sabato 5 luglio scattano ufficialmente in tutta la Sicilia i saldi estivi 2025, un appuntamento atteso da consumatori e negozianti che quest'anno arriva in un momento cruciale per il rilancio del commercio al dettaglio. La nostra previsione è di una spesa a famiglia di circa 140-145 euro, un giro d'affari, un volume d'affari di 200 milioni di euro in Sicilia, con una spesa pro capite di circa 70 euro. E ci auguriamo che anche la propensione verso un clima di sempre maggiore fiducia verso i negozi sotto casa continui e vada ancora più avanti in questo periodo dei saldi. Per la Federazione Moda Italia Confcommercio, nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, l'arrivo di 19 milioni di turisti stranieri negli aeroporti italiani offre segnali di speranza. L'estate 2025 si preannuncia come la migliore del terzo millennio in termini di turismo e auspichiamo che lo sia anche per gli acquisti nei negozi di moda. Secondo Confimpresa, invece, dopo la forte contrazione registrata durante la pandemia, i saldi registrano una ripresa trainata dal turismo e dalla spesa di prossimità, quella nei negozi fisici, ma restano penalizzati dalla concorrenza con l'e-commerce. Incentivare i consumi sotto casa significa anche mantenere le luci accese nella città ed evitare la desertificazione delle nostre città. L'agricoltura sociale come strumento di inclusione e crescita per 12 persone con disabilità intellettiva, il progetto Passiata a Ragusa. Veronica Barbarino. Abbracci, racconti, mani in pasta e inclusione sociale nel progetto Passiata, acronimo di percorsi di agricoltura sociale, sostenibili, inclusivi, animal friendly, abbinati alle trasformazioni agroalimentari, nasce dalla cooperazione tra ASP di Ragusa e agricoltori e coinvolge 12 persone con disabilità intellettiva. Dalla messa a dimora delle piantine alle tecniche di coltivazione, ai segreti per realizzare i dolci della tradizione. Le attività svolte nelle aziende partner hanno offerto ai ragazzi esperienze concrete. Bella esperienza, mi ha detto carica, una bella esperienza. Ho imparato tante cose, abbiamo imparato a fare il pane, la pasta, la pizza, biscotti. E questo è stato veramente bello, stare tutti insieme e tirare fuori le risorse che ognuno di noi ha. Queste attività hanno avuto un risvolto positivo anche per le famiglie. Il racconto dell'esperienza vissuta e le emozioni provate fanno ormai parte del quotidiano, facendo spazio a una ritrovata fiducia nel futuro. Oggi a Sicilia 24 Focus si parlerà di menopausa. Roberta Lunghi ospiterà il professore Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno Infantile Arnas Garibaldi, che potrà chiarire tutti gli aspetti di questa importante e lunga fase di vita delle donne. Potrete inviare le vostre domande al 342 7455 005. L'appuntamento è alle 14.30 su Telecolor e in streaming sul sito siciliaweb.it. Una pausa, c'è la pubblicità e poi parleremo di calcio. Parliamo del mercato delle squadre professionistiche isolane. Il Palermo attende il City, il Catania invece la risposta di Inglese. L'offerta fatta lo renderebbe il più pagato della rosa. Marco Carli. In attesa del City, il Palermo, con il lavoro del DS Osti, individua i rinforzi che servono, ma per formalizzare serve l'ok del gruppo di cui fa parte il club rosanero. A breve l'ufficializzazione di Palumbo e Augello, mentre Vergara potrebbe rappresentare un'alternativa a Palumbo destinato ad essere titolare. Si è fatto il nome di Pafundi, giovane dell'Udinese, trequartista, alo, seconda punta, operazione complessa, vista la richiesta dei friulani, prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni. Intanto ufficiale l'estensione del prestito al Valenciennes di Apois.
Il Catania, l'obiettivo è inserire 4-5 giocatori su una base considerata valida. Qualcuno arriverà in prossimità del ritiro di Norcia con la società che ha l'obiettivo di spendere ma il giusto. La strada che in difesa porta Pieraccini è concreta, l'opzione è quella di un prestito. Lancini è un'alternativa per il pacchetto arretrato, Pastore ne ha individuate alcune per ogni ruolo su cui si vuole intervenire, anche quello di esterno a sinistra qualora per Anastasio arrivassero offerte. Capitolo inglese, la proposta d'accordo formalizzata farebbe dell'attaccante classe 91 che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione l'atleta con l'ingaggio più alto. Chiarella e Bocic saranno valutati in ritiro. Antonio Varsallona è il nuovo team manager. In casa Trapani 6 gli acquisti ufficializzati finora, fra cui Grandolfo, Vasquez e Kirwan. Venerdì il presidente Antonini farà il punto della situazione sia della squadra di calcio che di quella di pallacanestro. A Siracusa, a parte i nomi sui possibili ingaggi, Corona e Franzoni, si attende l'ufficializzazione del DS che dovrà guidare il mercato, sempre la Neri in pole, novità attese in tal senso entro la fine della settimana. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.